Signori, c'è Roma-Genoa oggi, quindi mettete le formazioni. Vi immaginate se la conferenza avrebbe potuto anche avere un senso, no? Tu apri la conferenza, buongiorno Conte, buongiorno così. Oggi c'è Roma-Genoa, che ne pensa dei tifosi della Roma? Poteva essere una cosa, una delle conferenze più brutte dell'anno. Cominciamo. E non lo dico così per dire, c'era l'opportunità di fare, ma se non sbaglio l'ho detta già questa cosa, con l'Atalanta hai l'opportunità di fare delle domande tattiche proprio per divertirsi, tipo ci si può proprio divertire. Benvenuto Salvatore Boccardi, sono convinto che Salvatore avrebbe avuto domande, per esempio, ma se gioca Retegui, l'altra volta loro senza la punta ti hanno messo in difficoltà, ma tu avevi Buongiorno, adesso senza Buongiorno, per esempio, oppure la Juve mette in difficoltà senza la punta anche loro, quindi col falso 9 hai pensato a Raspadori, una provocazione. Niente, quanto è importante il sostegno dei tifosi quando ci sarà il sold out con la Juve. È clamoroso, è più clamoroso, ci spostiamo, che poi non devi registrare con il delay attaccato che è nato dalla reaction di Kvara, quindi devo riregistrare tutto da capo, 20 minuti buttati. Andiamo in fretta e speriamo di non dimenticare niente, perché io penso di averlo già detto, che già l'ho registrato. È più clamoroso che il Napoli sia primo, o che il Napoli primo poi vende il giocatore più forte e più rappresentativo. Si può restare lassù senza Kvara o senza un'alternativa, e Conte ripropone il discorso facile che qualcuno dice: 47 punti sono frutto di lavoro rispetto all'anno scorso e rispetto allo scudetto. Comunque non c'è Kim, non c'è Osi, non c'è Zielinski, non c'è Kvara. E questo è il discorso, no, che lui avrà sentito, che molta gente dice: ma quelli sono gli 8 undicesimi, già gli 8 undicesimi non si possono dire più. Ci aggiungiamo che li devi soppesare, chi ti sta mancando, ma Conte ci aggiunge anche Mario Rui, dice Mario Rui giocava, qualcuno gli suggerisce Elmas, io dico anche per esempio Lozano, ce lo siamo dimenticati Lozano. Quindi Conte dice: uno può dire è più forte, one can argue, è più forte, è più debole. La verità è che questo è un altro Napoli, quindi speriamo di lasciarci questa narrazione alle spalle e andiamo avanti. Neres è il post Kvara o lei si aspetta qualcosa dal mercato? La domanda secondo me è posta bene questa qua, perché dice lei si aspetta, non ha detto prenderete qualcuno, dove Conte può rispondere chiedi al club per il mercato. La domanda è a Conte costa bene, lei si aspetta, e Conte dovrebbe risponderci se si aspetta. D'altra parte ci aveva già risposto quando ha detto: almeno vediamo di non indebolirci, lasciatemi il numero almeno per allenarmi, e ad oggi stiamo un po' in difficoltà. Comunque Conte dice: chiedete al club per il mercato, io sono qui per aiutare. Sappiamo i limiti rispetto agli altri, ovviamente tu non vai che spendi e spandi, non è che hai i fondi illimitati per gli ingaggi dei calciatori, ma dobbiamo essere ambiziosi, ci sono delle cose che possiamo indirizzare e si riferisce al lavoro, e altre no, dove perdi solamente energie, quindi non puoi intervenire. L'Atalanta, rispetto a quando le abbiamo incontrate, dove lei ha detto l'Atalanta è più forte di noi in questo momento, si è colmato questo gap nel frattempo, che noi siamo primi in classifica e noi abbiamo fatto bla bla bla, e lui dice: sì, noi abbiamo fatto, ma loro che hanno fatto? Loro non hanno fatto pure 11 vittorie consecutive? Sì. Allora, io Jack ti stimo, secondo me sei un giocatore fortissimo, destro e sinistro tutto, però di testa secondo me non hai fatto una tripletta. Te lo dico con tutto il mi sa che hai avuto ragione, ho voluto vedere volevo vedere quanto credevi nel mio colpo di testa. La mia stima c'è. Hanno la consapevolezza di una squadra che non solo è in pianta stabile a certi livelli, ma che hanno anche vinto, la consapevolezza di chi ha vinto, e quindi sa di potersela giocare con tutte. Quindi sì, l'Atalanta è una squadra forte e resta una squadra forte. È una partita che serve per misurarci, capire quanto ancora c'è da lavorare, colmare il gap per vincere. Il Conte lo dice, lo sottolinea, lo sottintende, per arrivare a vincere, perché poi quando batti queste squadre qua poi sai che sei pronto per vincere. Ricordiamo che nell'anno dello scudetto, secondo me, la vittoria con l'Atalanta aveva un significato
un peso specifico importante. L'addio di Kvara, la reazione del gruppo, può questo addio portare a una reazione anche più veemente? Questa domanda di Modugno, che era una mia speranza nell'aggrapparmi a qualcosa di positivo, nel vedere Kvara andare via, la speranza che il gruppo tutto quanto si compatta ancora di più e dice: ragazzi, vogliamo far vedere che rispetto all'anno dello scudetto non abbiamo vinto lo scudetto solo grazie a Kvara e Osimhen, ma anche noi abbiamo un valore, quindi ci compattiamo ancora di più, stiamo dando il 150%, diamo il 200%, un po' per sopperire all'assenza di Kvara, un po' per dimostrare, in modo tale che noi valiamo di più anche nel cuore dei tifosi. Questa è la mia speranza che viene chiesta a Conte. E Conte però dice: gennaio è un mese particolare, lo sappiamo che è un mese particolare, lo chiamo il mercato di riparazione. Intanto sono usciti 4 di loro perché sono usciti Caprile, Folorush, Zerbin, ci conferma l'uscita di Zerbin, e Kvara. Poi ci sono delle dinamiche umane all'interno dello spogliatoio che uno scossone del genere influisce, e io penso immediatamente a Ngong. Tutti mi avete mandato la storia di Ngong che dice: mi mancherai amico mio, vai lì, spacca tutto, so che farai grandi cose. E la bromance è morta così e mi sento male 2 volte. Quindi le dinamiche umane, ma i punti fatti sono frutto di 24 giocatori, lo ricorda, e i nuovi si devono adattare. Cioè praticamente Conte sta dicendo ci vuole un po' di tempo, perché tu hai tolto Caprile, metto Scuffet, probabilmente cambia 0, però togli Foloruscio e metti Billing. Foloruscio nel frattempo aveva già studiato, lo utilizzavi pochissimo, ma aveva già studiato tutta una serie di cose che Conte chiede alle mezze ali. Adesso con Billing, prima di poterlo utilizzare al massimo delle sue potenzialità, dovrà imparare delle cose tatticamente, tecnicamente, che Conte gli chiede. Quindi siamo un po' indietro. Poi lo Zerbin non l'hai sostituito, o almeno vediamo, e dobbiamo capire Kvara, perché hai sostituito Kvara con Neres. Uno lo può pure accettare, ma devi sostituire Neres, perché Neres era importante proprio perché era già il 12° di talento potenziale titolare o cotitolare. Me ne devi dare un altro che possa avere questa funzione. E quindi vi rimando al discorso di Yeremai, perché noi ci concentriamo, non lo so se l'ho già detto, ci concentriamo su Garnacho, su Dorgu, eccetera eccetera, ma Yeremai è il nuovo nome. Tutti mi stanno chiedendo un approfondimento e lo faremo. Non voglio dire niente, voglio capire se è una cosa così. Quindi dobbiamo, perché proprio a livello numerico qualcuno a Conte glielo devi dare, non scherziamo proprio. Lasciate il like per Yeremai. Ieri o mai. Le dinamiche. Poi Conte dice pure che sono dinamiche che sono già state in passato nel Napoli. Si riferisce insomma a tutti, ai vari Higuain, Cavani, Lavezzi, che poi se ne sono andati in altri lidi. Speriamo sempre meno in futuro, in questa speranza che il Napoli diventa punto di arrivo e non punto di passaggio. Vabbè, speriamo tutti. Domani è sfida scudetto, giornalisticamente può aiutare proprio questa sfida a superare Kvara. Niente, non potremmo parlare dell'Atalanta, cioè per parlare dell'Atalanta dobbiamo superare Kvara. Siete voi che proprio siete lì il peggio. Dobbiamo metabolizzare e sopperire. È presto per chiamarla sfida scudetto, dice Conte, dobbiamo fare degli step. Però il fieno in cascina che hai messo ci permette di andare domani non impiccati dal risultato. Signori, è chiara la lettura, insomma è una tripla. Se tu vinci stai dicendo al campionato, a te stesso e all'Atalanta: io lotto per lo scudetto, io vado per lo scudetto e tu non mi puoi dare fastidio. Se pareggi te la tieni a distanza e quindi dici: io per la Champions sto tranquillo, poi vedi tu se non perdi terreno. Rincorrere porta fatica, quindi se pareggi. Se perdi invece rimetti tutto in discussione e dimostri di non essere ancora pronto. Mi sembra evidente. I tifosi, il sold out, vabbè, veramente questo ha chiesto che i tifosi vi accompagneranno all'aeroporto, il sold out con la Juve, quanto può valere l'importanza, la passione dei tifosi. Conte ha detto: dobbiamo alimentare, la maglia è sempre sudata. Juve e Milan sono staccate, Napoli è lì, se la gioca e gioca anche meglio, e può essere questa la svolta. Che significa può essere questa la svolta? Non hai detto niente, cioè la svolta è che il Napoli, oltre a stare lì, gioca anche meglio. Conte dice una cosa banale, cioè ma giusta, che è difficile stare lì e vincere senza produrre significa anche il bel calcio alla fine, perché devi creare, e se crei è comunque tutto bello.
nessuno vince facendo le barricate così, ma dice anche altri sono più pompati a livello mediatico, altri possono fare lo stesso calcio tuo, però si portano dietro una nomea di allenatori che giocano meglio. Lui non ce l'ha questa cosa, ma dice la cosa più importante della conferenza, dice io mi sono adattato, nel senso che mi hanno finito il mercato a campionato iniziato, nel frattempo avevo fatto tutto un lavoro di mesi e mesi sul 3-4-2-1, poi mi arrivano giocatori diversi, devo riformulare tutto e quindi ero un pochino in ritardo, quindi se non giocavamo bene anche per una questione che si stava rilavorando su delle cose da capo, e quindi adesso se la strada è tracciata, e quindi mentre la gente dice ma forse noi pensiamo senza Akbar di tornare al 3-5-2, discorso che si può fare per l'anno prossimo magari, ma non per quest'anno, non avrebbe senso cambiare in questo momento. È un discorso che vale anche per i nuovi che arriveranno, quindi fare in fretta Napoli, vediamo di fare in fretta, perché poi ti sfuggono le occasioni per le mani, ci devono mettere più tempo, il campionato è finito, non ascoltate chi vi dice che il campionato è ancora lungo, questo è il momento dove bisogna affondare i colpi decisivi, e se te le lasci alle spalle loro poi si devono affannare. Adesso il Napoli deve fare, siamo già in grosso ritardo con il mercato, mi dispiace. Sono in ritardo anche le altre? Probabilmente sì, ma chi se ne frega? Fai tu il massimo possibile per non stare in ritardo e datti un vantaggio che già non ti sei dato ad agosto, e te lo potevi dare questa, e invece no, evidentemente è molto difficile. Ci spostiamo, perché quindi ora siamo col 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, decimo posto. Allora, signori, nessuno gli ha chiesto di Oliver, nessuno gli ha chiesto di Buongiorno, nessuno gli ha fatto domande sui disponibili, indisponibili, non lo sappiamo. Quindi, che volete da me? Spinazzola, può giocare Spinazzola, confermato, o può giocare Olivera che torna. Io non credo che ti devi andare a giocare Spinazzola in attacco al posto di un Neres o al posto di un Politano, se sono tutti recuperati. Sì, l'idea di utilizzare un falso 9 perché Lukaku se lo prende Ian se lo abbraccia e lo abbiamo perso. Più che altro io domani vi porto una lettura e una fase di gioco sviluppata con l'artiglienza intificiale, dove che è una cosa che, visto che l'Atalanta ti prende uomo contro uomo, si può fare, quindi un piano gara, una lettura che potrebbe essere interessante anche con Lukaku. Quindi vi iscrivete al canale, lasciate pure il like che non ve l'ho chiesto prima. Io credo che venga confermato Lukaku, ovviamente McTominay, ovviamente Lobotka, ovviamente Anghissà, rinnovate Anghissà, Rachmani, Juan Jesus perché non abbiamo notizie di Buongiorno, di Lorenzo non penso che giochi Mazzoni. Questo è, signori miei. Poi in difesa, in panchina dobbiamo aggiungere Asa, dobbiamo aggiungere Philip che poi è Billing, dobbiamo sostituire Zerbin, dobbiamo sostituire vado a preparare il video su Jeremai e poi ieri o mai i like da New York, Valerio Fluido e tutto. Brutta conferenza, speriamo in una partita molto diversa. La simulazione vi arriva domani.